Buongiorno a tutti ragazzi, buon sabato. Oggi la giornata sarà abbastanza tranquilla, però come potete ben notare ragazzi ci sta molto vento in molte parti d'Italia e la temperatura si è abbassata. Non è prevista nessuna pioggia, a parte stasera un po' sul Piemonte e sulla Liguria, ma poi su tutta, ciao Teresa, su tutta l'Italia sarà bel tempo, quindi un po' di fresco, un po' di vento, ma di pioggia proprio zero. Invece domani, ragazzi, ci sarà molto di più. In effetti ci saranno precipitazioni con locali nubi fragi, quindi diciamo che la maggior parte sarà colpito il nord Italia, ma specialmente la Toscana, specialmente lungo le coste. Quindi tra il pomeriggio e la sera sono attese piogge su tutto il nord, sulla Toscana, in Umbria, Sardegna, però solo il settore orientale, ciao Alessandro, e su gran parte del Lazio. E in serata sarebbero attesi forti temporali anche su Roma. Sul resto del sud, quindi anche da me, sarà soleggiato, quindi a parte un po' di vento, un po' di fresco che è arrivato, però qui non dovrebbe piovere, quindi stiamo sempre là, noi stiamo proprio in Africa, come dico io, quindi ci saranno forti venti, quindi da scirocco, quindi a medio e basso Tirreno. Ciao Marica, quindi le temperature diciamo crolleranno quasi dappertutto. Buongiorno anche a te Rosa. Quindi ragazzi, oggi è una giornata diciamo normale. Di certo la temperatura pure qui a Salerno è calata anche di molto rispetto agli ultimi giorni. Un po' di vento. Sì, no, no, stasera, domani. Domani Alessandro. Stasera solo un po' in Piemonte e in Liguria. Poi domani su tutto il nord, diciamo la Toscana più. Buongiorno Teresa. Vabbè, buongiorno, io lo dico in generale, quindi figurati. Diciamo che la maggior parte sarà domani, diciamo in maltempo, quindi sulla Toscana molto domani. Poi su tutto, diciamo. No, non ho sentito, guarda, Marica. Dopo devo vedere, non lo so. Ti dico una bugia, non sono andato su Salerno Notizie. Poi sono andato anche su Facebook, non ci stava nulla, boh. Ma non credo che sia stato chissà che, se no su Facebook l'avrebbero messo già. Quindi diciamo ragazzi che oggi non pioverà in nessuna parte d'Italia, a parte Piemonte e Liguria, qualche temporale. Poi domani su tutto il nord, specialmente come ho detto in Toscana, che ci potranno essere locali nubifragi in Umbria, settori orientali della Sardegna e in serata sul Lazio. No, che cosa era abbastanza grande, Marica? A Sarno. Sarno ci sono i miei cugini a Sarno. Ci abitano mio zio e tutti quanti a Sarno, Salerno. Quindi anche mio zio, diciamo che quasi tutta la famiglia di mamma sono sarnesi, come si dice qui a Salerno. Sono sarnesi e sono di Vietri, quindi più o meno di quelle parti lì. Ancora tuttora ho parenti a Sarno, in effetti. Diciamo ragazzi che il tempo oggi è buono, oggi è San Matteo. Ah, non l'ho visto, dopo lo vado a vedere, grazie. Quindi diciamo oggi è patrono di Salerno, oggi è San Matteo, auguri a tutti i Matteo. Non so se ce ne sono sul mio canale. E dopo vado a vedere, grazie Lisa.
quindi stasera a mezzanotte ci saranno i famosi fuochi di San Matteo qua a Salerno, anche se con sto vento che ci sta non credo che tanta gente, se rimarrà così, andrà, perché è molto ventilato oggi, quindi speriamo che si calmi. La verità, vorrei andare a fare un bel video sui fuochi d'artificio, però se è così non credo che ci andrò, perché butta proprio un vento esagerato qua. Però se si calma la situazione stasera ci andrò di sicuro. Quindi ragazzi, oggi mettetevi l'anima in pace tutta l'Italia, bel tempo ovunque tranne stasera Piemonte e Liguria, e domani ragazzi nord e centro ci sarà pioggia per tutti tranne per noi del sud, addirittura, quindi è stato molto grande. E dopo devo vedere, devo chiamare a mio cugino, lui abita a Sarno, voglio vedere che mi dice. La prossima settimana non lo so ancora perché non ho visto. Comunque pare che sia caratterizzata da un maltempo per l'arrivo di Umberto, l'uragano lì. Quindi diciamo che secondo me partiremo già con... Sì, sì. Sì, sì, te l'ho detto, qua sta un vento pazzesco, sicuramente pure a Sarno ci stava il vento e ha alimentato, diciamo, il fuoco in effetti, perché stanotte proprio si sentiva un vento esagerato qua. Secondo me l'incendio con questo vento ha preso proprio il via proprio. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, ci sentiamo dopo, mi faccio un altro caffettino nel momento, così sono ancora le 9 tanto. E ci sentiamo dopo. Vado a vedere un attimo sta notizia dell'incendio, vediamo che è successo. Quindi ragazzi, ripeto, oggi giornata soleggiata, molto ventosa, le temperature sono crollate. Domani invece pioggia su tutta l'Italia, tranne che al sud, quindi locali nubifragi in Toscana e in serata anche nel Lazio. Quindi questa è la previsione per domani. Quindi domani sole a sud, quindi Campania, Puglia, Molise, qua no. Grazie Marica, mo vado a controllare. Quindi ragazzi, vediamo dopo, vediamo che cosa è successo qui a Salerno, vediamo cosa ha combinato questo incendio. Ciao a tutti ragazzi.